Buongiorno a tutti, visti TV, itte novella de oie, die 2 de su mese de agosto 2026. Cominciamo da sul solito che danno una cratera a Saida, Saida si presenta de goi, lo che il libro resti scampiando carchinughedda in cui impara niedas e impara de buon cammino, ma poi di musica non narra su Zaravalle, appunto entriamo diretta su Zaravalle che non narra che questa novella la passano e a Saldua sono già su po' de Saida e a Sastrese, Battore e Kimbe cominciata a provare addirittura verso Schimbe, Salvatore, Sastrese, Salvatore, insomma, temporatedda. Poi Selata è tornata a Gutiare un po' verso la 7 di Ortai di Custu Este Oie. Crasa, andiamo da Crasa, lunedì, ecco qua, andiamo da lunedì invece, insomma, pare che non l'ho provata a questa sa schimbe qualche guttio, resta su che lui spalazzato viene da mezzodì e poi uno fa coculato, mezzo coculato viene da salvato, la sa schimbe provate e torna a spalazzare. Vediamo le temperature de oggi come si presentano, 33 gradi massimo, no, scusa, 34 gradi al massimo e 23 al minimo, oggi è domenica, e Crasa 33 gradi al massimo e 23 gradi minima lunedì. Bene, intanto damos appunto, nos rallegriamo che si associa a Chimus, prossimo a bell'evento che ha organizzato, giù del Solvino, dove si chiesa, viene al suo convegno che hanno fatto, insomma io non mi sono potuto girare, però impegnati nella sua per poter a dire vecchie, insomma, e quindi devi proprio forza concludere la sua per non so potuto girare posso a sua occasione. E quindi tutto bene, insomma, isco che ha partecipato intanto, grazie a chi potuto su chi organizza. Intanto abbiamo l'appuntamento, il primo è o su Kimbe, organizzata questa cooperativa Istelai, Identità e Movimento, Archeologia, Benessere e Storia nel cuore del Parco di Tepilora, Riflessologia plantare. E questo è organizzato Parco del Tepilora, località Bitti, 5 agosto 2026, ore 9. Poi abbiamo questo appuntamento, manno che in 8 di agosto, che in Antonello Cuomo che canta ta Venditti e la sagra della pecora, sabato 8 agosto, ore 20, Bitti. Durante tutta la serata la baracca sarà operativa a seguire DJ. Comitato Nostra Signora del Miracolo 96 86 76 organizza impara a scadere i vizi chi organizzano appunto la sagra della pecora pare chi si alleva il comitato di Nostra Signora del Miracolo 2026 leva 96 86 76. Bene, ecco qua il manifesto di Antonello Cuomo che canta ta Venditi, la sinistra Pina de Ghizza, 8 agosto ore 21:30, Bitti, piazza Asproni. Bene, andiamo da innanzi, il abbonamento che crasa a 3 di agosto da a 6 a 9
è vietata di lasciare la macchina e Sagara che veste via di fino, cara cara a Sofficina Meccanica Giacometto Orunesu. Entriamo sul giornale e ritroviamo di nuovo, spiaggia libera, un'isola felice. In Sardegna gli stabilimenti occupano il 20% dei 600 km di arenile, quindi vamo loco libero, tanto in Sardegna. La Sardegna è un'isola felice per chi vuole godere della spiaggia libera. Gli arenili poco meno di 600 km sono occupati da stabilimenti balneari per il 20%, emerge da un report di Legambiente. Ovviamente dipende dalle zone. Ecco perché anche in vista delle nuove gare europee Olbia vuole imporre una soglia del 75% per la fruizione pubblica. Ben fatto. Fuoco, paura in oceano. Meteo non si allenta la morsa del caldo. Dolore per Virginia è un cammino di fede. Dopo la perdita della figlia sedicenne, hanno lasciato una foto della figlia sedicenne in ogni tappa del cammino di Santiago di Compostela. Corrado e Lucia Volpe elaborano il lutto e convivono da 4 anni con il dolore per la perdita di Virginia, percorrendo migliaia di chilometri in tutta Europa. Partendo dalla loro casa di San Sperate, il rientro alla realtà è la parte più difficile. Per questo pensiamo subito alla prossima meta. Vabbè, a essere una maniera. Cade l'aereo in Perù, morti 7 turisti italiani. Quarto, rinasce Isarena, ecco la nuova tribuna. Oristano, la febbre del Nilo, spaventano i contagi. Siniscola, una bomba distrugge l'auto di una giovane. Carichi corporicra male torrata. Un rimpasto dopo le ferie. Claudio Cerase, il record è vicino, il 4 settembre Giorgia Meloni supererà la durata del governo Berlusconi, ma dentro la maggioranza la domanda riguarda il giorno dopo. Una volta conquistato il primato, Palazzo Chigi lascerà tutto com'è o aprirà un cantiere del rimpasto. La partita più difficile riguarda Matteo Salvini. Il leader della Lega vorrebbe tornare al Viminale e visto l'attivismo che ormai ha sulla sicurezza come sul caso Ceuta, sembra di averlo occupato e vuole arrivare a Pontida da ministro dell'interno. Tanto ma questo, ma che non lo ma chissà che te cambia. Andiamo da innanzi, la nuova Sardegna sommersa da un mare di plastica. L'emergenza, i siti di stoccaggio in sofferenza, raccolta a rischio. Il veliero più grande del mondo in Costa Smeralda. Questo là, poi mi pariate un traghetto invece di un veliero. Don Galia, le carceri sono diventate nuovi manicomi. Salmo, ho un tumore alla pelle, il medico narrata non è colpa delle creme. Vabbè. Inferno di fuoco tra Bottina e Bonn. Attentato nella notte alla Caletta, bomba sotto l'auto di una ragazza, paura nelle case Efefas di Sarenario, la proprietaria del mezzo è di Torpè. La Caletta, attentato nella notte nelle case Efefas di Sarenario, presa di mira l'auto di una ragazza di Torpè. L'esplosione è avvenuta intorno alle 21:30 e si è sentita distintamente sia alla Caletta sia a Siniscola, a parecchi chilometri di distanza, provocando preoccupazione e timore tra la gente che ha pensato all'esplosione di una bombola di gas. All'origine della deflagrazione c'era invece la mano dell'uomo. Gli attentatori si sono introdotti nel podere della famiglia Fada, agricoltori e allevatori che da decenni risiedono nella borgata alle porte della frazione balneare e approfittando del buio hanno posizionato l'ordigno sotto l'auto e per poi darsi alla fuga, scappando probabilmente in direzione della fabbrica dell'ex Marfili, sulla strada che li ricongiunge sia
a Siniscola sia alla statale 125. Vai Kirka, va bene. E no, che andiamo già all'anno 6, omaggio a De André e De Gregori, concerto questa sera all'anno 6. Liceo classico torna a casa. Lavori di restauro finiti, le chiavi consegnate al preside Fatta. Ecco qua, Cipollini è liberato di un altro problema, un atto simbolico che chiude una vicenda durata anni. Le chiavi della sede storica del liceo classico Giorgio Asproni infatti sono state consegnate ufficialmente al dirigente scolastico Antonio Fabio. Da settembre studenti, docenti e personale potranno finalmente tornare negli ambienti che hanno rappresentato per generazioni uno dei principali luoghi della formazione e della cultura cittadina. Si chiude così un lungo capitolo fatto di cantieri, trasferimenti e attese e rinvii, un percorso tutt'altro che lineare, segnato anche da momenti di confronto che non sempre semplice tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento e la dirigenza scolastica, chiamata in questi anni a tutelare le esigenze delle comunità educative. Vabbè, e comunità Saini non ha consegnato. Sardegna, l'isola Felice, solo un quinto dei litorali è occupato da stabilimenti. La scelta di Olbia riapre il dibattito sulle concessioni. 4 su 10 si concentrano tra Palau e Budoni. Nissi via libera la costa, il 75% degli spazi è per tutti, i locali lontano dalla riva. Bene, le regole contenute nel nuovo pool, oltre che nel solco dell'orientamento green che ha colorato tutte le scelte di pianificazione urbanistica del suo mandato, alla base del piano di utilizzo dei litorali firmato Nissi c'è anche una questione di principio, di valori normativi. L'ultima versione del pool, rivista rispetto a quella del 2018, rimasta sulla carta per un'incertezza normativa legata alle concessioni demaniali, nasce dalla posizione del sindaco Settimonizzi rispetto all'assegnazione della litoralità delle autorizzazioni per ottenere l'allestimento delle strutture balneari. È il principio per il quale ci siamo sempre battuti. Tutti hanno diritto di avere una concessione, perciò per mettere ordine in questo disastro bisogna andare a gara pubblica, ha detto il primo cittadino in occasione dell'ultimo consiglio comunale che tra i punti all'ordine del giorno aveva la valutazione di oltre 40 osservazioni al piano che ha l'ambizione di riordinare 22 spiagge dei 16 km di sabbia presenti nella costa olbiese, adesso pure 6 km, individuate dalle linee guida regionali come andare e su come andare all'utilizzo turistico ricettivo. Non solo una questione di principio, è noto che da sempre sostengo che le concessioni balneari siano illegittime, ma lo sostiene anche l'Alta Corte di Giustizia, la stragrande maggioranza dei tribunali e delle istituzioni, ha continuato Nizzi in aula. Obiettivo del pool è elaborare strategie di gestione degli stabilimenti coerenti con lo stato originario dei luoghi e garantire un equilibrio tra spazi liberi e aree in concessione e tra fruizione turistica e tutela dei litorali. Largo quindi alle spiagge libere con il 75% di quelle con il 75% di quelle superiori a 150 metri, alla fruizione gratuita di 200 di la metà gli spazi destinati ad ombrelloni e lettini a pagamento. Vabbè. Il crollo demografico costa 1,5 miliardi, l'allarme di Confindustria, tracollo delle imprese giovanili.
in 10 anni giù del 26,6%. Il report del Centro Studi: il PIL cresce grazie a investimenti pubblici e PNR, ma l'export è diminuito. Di non schizzente. Aree interne, 2,6 milioni dal MIT, fondo per le strade destinato a 18 piccoli comuni. Dal Ministero delle Infrastrutture arrivano 2,6 milioni di euro per le strade dei piccoli comuni della Sardegna. Il fondo è destinato agli interventi di importo massimo di 150.000 euro di messa in sicurezza e manutenzione nei centri con popolazione fino a 50.000 abitanti. Si tratta di una misura utile a scorrere una graduatura del 2025 e i 2,6 milioni sono ripartiti tra 18 comuni beneficiari complessivi, 20 interventi: Paoli Latino, Nuraghe, Zediani, Morgongioli, Postomaggiore, Bono, Ghilarza, Palma d'Arborea, Musei, Sedio, Torralba, Arborea, San Nicolò d'Arcidano, Segario, Sadali, Berchidda, Modolo e Villa Salto. Vabbè. Per noi l'insularità è una doppia tassa, servono tariffe eque. Questo è allora, trasporto merci a fondo di Valsecchi, ASD Domar. Adesso questa imprese non competitive, la politica intervenga. Ed è una società che io conto, Mister Asdomar, questo è praticamente il tonno, mi pare chiamata. Distinguere il tonno rosso, ecco, da una pinna gialla a colpo d'occhio senza neanche avvicinarsi. Ho lavorato in tutto il mondo, ho trascorso diversi anni in Somalia, dove si pescava il tonno di corsa, lo stesso di Carloforte. Facevamo un prodotto magnifico, ricorda ora Adolfo Valsecchi, cavaliere del lavoro, presidente e amministratore delegato di Generale Conserve, prima industria di Olbia e della Gallura per fatturato e seconda azienda italiana tra i produttori di filetti di pesce in scatola. In realtà, una realtà costruita sulle ceneri della palmera. Era il 2008 quando si avviò la riconversione, che cresce in media di 6-7% all'anno e non vuole fermarsi. Attualmente viaggiamo al 70% delle nostre possibilità. Abbiamo investito tanto sul processo produttivo, sull'organizzazione e sul fronte commerciale per aggiungere quel 30% che manca. Complimenti, complimenti. AS Domar, inferno di fuoco tra Bottida e Bono, boschi in cenere e un Canadair in avaria, paura anche a Quartu e ad Usmini. Emergenza plastica, il riciclo non conviene e la raccolta è a rischio. I siti di stoccaggio potrebbero andare di nuovo in sofferenza. Senza una soluzione strutturale il pericolo è il caos totale, cioè non si resiste a smaltire tutta la plastica. L'emergenza plastica in Sardegna rischia di essere solo rinviata e di riproporsi a breve, con conseguenze ancora più critiche. Le soluzioni attuali negli ultimi giorni hanno evitato il blocco del conferimento, ma hanno soprattutto fatto emergere la fragilità di un sistema che, in caso di ulteriori difficoltà del mercato del riciclo, rischia di andare nuovamente in affanno. Stiamo subendo gli effetti di un problema economico che riguarda l'intero settore del riciclo. Il costo della plastica vergine è ormai inferiore rispetto a quello del materiale riciclato e questo ha determinato la situazione attuale, spiega l'assessora regionale dell'ambiente Rosanna Lacqui. La preoccupazione è che se l'emergenza si dovesse
riproporre le strade di alcuni comuni dell'isola si ritrovino colme di sacchetti di plastica, una prospettiva che si vorrebbe scongiurare, ma che sembra tutt'altro che lontana. Male, male. Salmo, il suo non è un melanoma e la crema solare non è il nemico. La dermatologa Maria Luisa Mussu ti aspetto al Matirobia per una visita. I casi di tumore alla pelle aumentano perché la diagnosi è molto più accurata. Tranquillo, Salmo, non è così grave e soprattutto non è un melanoma. Il rapper olbiese è finito nel tritacarne nei social dopo aver annunciato un tumore della pelle e aver puntato il dito contro le creme solari, cavalcando l'onda di un video da 1 milione di visualizzazioni dell'oncologa Deborah Rasio. Ha semplicemente preso un granchio clinico. Il paradosso della nostra epoca è che riusciamo a scovare tumori grandi 1 millimetro, ma continuiamo a credere a bufale gigantesche. È successo questo: il rapper scopre una lesione guardando il video virale della dottoressa Rasio sui danni da crema solare e fa 2 più 2, tutta colpa della protezione 50 che mi sono spalmato addosso. Risultato: panico sotto l'ombrellone e demonizzazione dell'unico scudo che abbiamo contro i raggi ultravioletti. Ha fatto solo grande confusione. Ditegli che venga a trovarmi al Materolga, lo aspetto per una visita. A rimettere la scienza al posto giusto ci pensa Maria Luisa Muzzu, dermatologa tra il Mater Olbia e il Policlinico Sassarese, che parte proprio dalle rassicurazioni per il cantante. Salmo ha avuto un basalioma, ma si è messo in mezzo a un discorso complicato. Il basalioma origina nelle cellule basali ed è un tumore aggressivo solo localmente, non da metastasi. Il melanoma invece origina nei melanociti. Stiamo parlando di tutto un altro campo, di un'altra aggressività e di un'altra prognosi. Insomma, il rapper può tirare il sospiro di sollievo, ma la disinformazione mediatica resta e fa dei danni. Tutta colpa di quel video virale in cui la dottoressa Rasio associa l'aumento dei casi di melanoma all'uso massiccio delle creme protettive, ipotizzando addirittura un ruolo dei filtri chimici come interferenti endocrini. La dottoressa Mustu storce il naso. Un delirio. La crema è un cosmetico, non un farmaco. Non ha una capacità di penetrazione da interferire con il sistema endocrino e i composti sospetti li hanno tolti dal commercio. L'unica concessione alla collega è sulla vitamina D. Forse voleva dire che un abuso di protezione 50 più inibisce troppo la produzione della vitamina D, che è un fattore protettivo. Ma da qui a dire che la crema causa il melanoma ce ne passa. Ai ai ai, tutto credere lo che regano i sol video. Vacanze e record anche nei prezzi, 2.325 euro per una settimana al mare. Banche, sparito un terzo degli sportelli, 4,8 milioni di italiani restano senza filiale. La CNA colpite soprattutto le aree interne del mezzogiorno e della montagna e del velo. Accise allo studio un nuovo taglio, la misura scade il 6 agosto e intanto riparte la corsa dei prezzi. Mercoledì Giorgetti in aula, l'ipotesi di una proroga finanziata dall'IVA. Proroga della riduzione delle accise mobili praticamente.
Cade un aereo da turismo, 7 italiani morti in Perù. Non si schiga dopo di Gherutta. Mosca, bomba in un caffè, morti e feriti. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, vabbè, non è dimostrato che sia in corso. A Mosca almeno 3 persone sono morte e 21 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta nei pressi del ristorante Balzi Rossi in piazza Kudryzhaya Kaya. Secondo il Comitato Nazionale Antiterrorismo, la deflagrazione è stata provocata da un ordigno artigianale che una donna avrebbe introdotto, avrebbe tentato di introdurre nel locale, senza riuscirci per l'intervento di una guardia di sicurezza. Entrambi sono rimasti uccisi. Le autorità hanno avviato un'indagine mentre i feriti sono stati ricoverati negli ospedali della capitale. Il ristorante era chiuso al pubblico per un banchetto privato. Tra i partecipanti c'era il nuovo comandante dell'aeronautica russa Alexander Kaiko, che ha assunto l'incarico un mese e mezzo fa. Trump prepara un nuovo attacco all'Iran, poi di fatto a notte però è arrivato il comunicato che l'Iran è appetito da trattare e quindi ha sospeso l'attacco. E questa è l'ultima nova di oggi, tancamos la nova che si sigla in tancatura e non damos questo appuntamento a casa. A menzo il video di buonanotte da BC TV, adios e menzo la casa, tancamolo un attimino, and